Eder. Mac. Pallister. Nell'esit che abbiamo sentito di Claudio Sterpin, alla domanda degli inquirenti, lui dice che Liliana a casa sua non aveva lasciato niente di personale. In realtà oggi ci tiene a ribadire che così non è. Il 24 novembre Liliana ha lasciato a casa mia il completo di flanella e come lenzuolo è quello che sto ancora oggi usando a casa mia. In tanti si sono anche chiesti perché verso mezzogiorno, quando arriva nei pressi di via Verrocchio, non suona a casa di Liliana, ma si limita a guardare se c'è la macchina e va via. Il 14 dicembre, quando sono passato da via Verrocchio, non ho suonato a Sebastiano, perché se fossero stati in casa insieme avrebbe saputo così della nostra relazione. Cercavo Liliana, ma non era il caso in quel momento ancora di suonare. E infine c'è un aspetto che ha colpito molti. Salvo dirà che Claudio e Liliana la mattina del 14 avevano l'appuntamento in centro a Trieste, mentre ovviamente Claudio ha sempre detto che l'appuntamento era a casa sua. Come stanno le cose? Il 14 dicembre l'appuntamento lo avevamo a casa mia e non in centro a Trieste. Salvo ha capito una cosa per un'altra. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.